Non si ferma la strage sulle autostrade del nord-est tra incidenti, tamponamenti a catena e sinistri, purtroppo spesso con esito fatale. L'ennesimo dramma si è registrato poco prima delle 7 di mercoledì lungo la A4 nel tratto tra San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro in direzione Trieste, il solito tratto maledetto con i lavori della terza corsia. Un mezzo pesante ha sbattuto improvvisamente contro le barriere laterali sul lato destro della carreggiata, il conducente è deceduto. Non si esclude che abbia avuto un malore, ma la dinamica è da verificare. Sul posto la polizia stradale per i rilievi, il 118, i vigili del fuoco, i mezzi dei soccorsi meccanici e personale di Autovie Venete. Martedì sera invece, quindi poche ore prima, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la A13 poco prima dello svincolo per Rovigo in direzione Bologna per l'incendio di un auto articolato. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Rovigo ed Esse con 2 autopompe, 2 autobotti e 12 operatori hanno spento le fiamme già generalizzate dell'auto articolato, carico di mangimi e prodotti alimentari. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario di autostrade. Le cause dell'incendio, probabilmente innescate dallo scoppio di uno pneumatico, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. L'autostrada continua a mietere vittime, soprattutto tra autisti di mezzi pesanti.